lotta a Treviso, dove si è chiusa la seconda edizione della Swim Cup, di fatto una vera anteprima delle Olimpiadi di Rio. Vediamo. Con 896 punti Andrea Toniato si è aggiudicato il premio Prosecco Doc e stacca il pass per i giochi in Brasile. Per lui miglior prestazione individuale alla seconda Treviso Swim Cup. Al termine della 2 giorni al centro natatorio comunale, il nuotatore padovano è stato convocato nel Team Italia per partecipare alle prossime Olimpiadi di Rio. Sul podio con lui i sudafricani Jarek Kru e Charles Leclerc, il grande favorito che non ha deluso le aspettative vincendo i 200 stile libero e 100 farfalla, confermando così di essere pronto alla grande sfida olimpica. Ad aggiudicarsi il primo posto della classifica per società a sorpresa il Turkish Team. La nazionale giovanile turca, presente con 30 atleti, ha sbaragliato tutti nelle categorie giovani, trascinata dal 13enne Ijit Aslan, che nella categoria esordienti ha vinto le gare dei 100 e 400 stile libero. L'obiettivo degli organizzatori per la prossima edizione è fare di Treviso la tappa di un circuito del grande nuoto con altri 2 eventi a Roma e a Pesaro sul modello del circuito franco-spagnolo Mare Nostrum.